Signori, seguitemi bene. Mi state seguendo? Mi state seguendo? Nessuno vi segue. Mettete la sottoiscrizione perché siamo pochi e voglio più gente. Più gente che parla delle questioni, no, questi non sono i soldi, ma le questioni pregnanti. Perché poi si può parlare di calcio, ma però si deve parlare anche dei regolamenti e delle cose. Io non capisco come si possa pensare di mandare Giacomelli ad arbitrare Milan-Napoli di Coppa Italia. E mi spiego, se Giacomelli è stato a tutti gli effetti l'arbitro VAR di Milan-Napoli 2 giorni fa, 3 giorni fa, ma come vi viene in mente di mandare lo stesso arbitro VAR poi a fare l'arbitro di campo dopo 2 o 3 giorni? A parte che mi sembra un illogico proprio. Cioè dopo 2 o 3 giorni tu arbitri le stesse squadre, proprio un illogico a prescindere. Poi entriamo nel merito di questo che lui che ha come arbitro VAR non ha visto, perché l'arbitro poteva anche non aver visto. Lo ripeto, a velocità normale anche a me non sembrava rigore, ma è chiaro che queste immagini che sono state mandate in TV sono le stesse che hanno avuto al VAR, se non migliori, e quindi tu dovevi intervenire, fermare e dare il rigore. Poi non hai visto con la tranquillità di poter rivedere le immagini e non sei riuscito a far intervenire questa cosa qua. Che arbitro sei tu poi sul campo? Cioè, che le tue qualità di arbitro, quando tutto corre, quando tutto è veloce, cioè i giocatori addosso, che partita arbitrerai? E la vedo anche non addirittura anti-Napoli, la vedo addirittura anche pro-Napoli, cioè nel senso, il tifoso del Milan che si vede designato questo arbitro di nuovo dopo 2 o 3 giorni potrebbe aver paura tranquillamente che questo, per apparare gli errori fatti 3 giorni prima, perché è fresco, non hai capito? Vabbè, ma quello sbagliò l'anno scorso, oramai, per apparare gli errori appena fatti possa arbitrare pro Napoli. E questo nemmeno va bene, perché noi non è che parliamo solamente pro Napoli, anti-Juve, eccetera eccetera. In generale è un illogico che tu mi fai presentare questo arbitro qua. Quindi al di là di tutto, pro Napoli, pro Milan, è un arbitro che non sarà sereno, perché le polemiche ci sono state, e se lui si ha avuto l'onestà di vedersi la partita, di rivedersela, sa di aver fatto 2 cazzate enormi. Quindi mi spiegate come si può fare una designazione del genere? Io non penso sia una cosa logica. Qua siamo arrivati proprio alla frutta. O lo fanno apposta per farci parlare a noi youtuber, perché se no non avremmo cose da dire, perché il mercato è noioso. Attraverso la strada, voi seguitemi sempre, perché come diceva un amico, io vi porto sempre con me. Come si fa? Non capisco come sia possibile. Vi porto addirittura a casa se continuate a seguirmi. Io non credo sia una decisione logica e non credo sia una cosa che aiuti il calcio. La mano ha trattenuto quello, il rigore dubbio all'ultimo minuto per la Juventus, quello è stato ingenuo, il rigore c'era, e quegli altri dicono no, ma quello si è sgambettato da solo. Tutto vero, è tutto vero. Ha ragione chi dice che quello era rigore netto, e ha anche ragione quello che dice ma rosta sto rigore, chi l'ha svenuto? Sì, gli ha appoggiato la mano, ma non è abbastanza per cadere, quando quello probabilmente era anche già in fuorigioco, quindi se tu non lo tocchi non succedeva probabilmente niente. Seguitemi. E quindi, se è vero come è vero che quello non era abbastanza per cadere, ma tu svieni. Sapete che questa cosa è stata detta sul rigore di Insigne? Ma quello è svenuto, è stato appena toccato, un leggero pestone, non è abbastanza per avere il rigore. Ma vi da spiegare! Se quello non è abbastanza, allora il rigore dato alla Juve all'ultimo minuto senza alcun dubbio è subito rigore. Non è niente, non può essere. Questa è la cosa. Allora, se mi date un'uniformità di giudizio dove tutto ha la stessa cosa, era impossibile, allora uno ne parla. Ma se ogni giornata noi dobbiamo vedere che in un campo si fa una cosa e in un altro campo se ne fa un'altra, signori, noi continueremo a dirlo. Voi ci chiamerete chiagnazzari. Io ripeto che il problema di questo campionato è che non ci sono più stimoli. Il Napoli non ha più stimoli perché sa che al primo posto non ci può arrivare. E va bene, non lo meritiamo quest'anno. L'anno scorso sì. Quest'anno non lo meritiamo il primo posto. E non era manco in programma, perché questo è l'anno di transizione. Non ci sono più stimoli perché il primo posto non ci può arrivare e il terzo posto è quasi impossibile che l'Inter, questa Inter, se l'Inter fa l'Inter, ci recuperi. Quindi rischi che vai a giocare contro il Milan e non hai lo stimolo, e Insigne non protesta perché dici ma
Vabbè, non me la rate. Perché che me ne fotte? Tanto il secondo posto, i premi per un eventuale secondo posto sono assicurati. Allora io mi mantengo, faccio i miei esperimenti in campionato, tutti attaccanti, così chissà se Ancelotti è d'accordo con questa cosa. Perché se non è d'accordo li deve svegliare e deve dire ragazzi noi dobbiamo impegnarci anche in campionato. Altrimenti sono tutti d'accordo, esperimenti in campionato, tutti attaccanti, Verim, Malquit, vedremo anche Malquit e Gulam insieme probabilmente. E poi ci concentriamo sulle coppe che sono dentro o fuori. Allora se è così, ditecelo, perché noi il campionato non ce lo guardiamo più. Semplice. Perché se l'avete reso non interessante, la colpa è vostra. E vediamo un pochino se piace all'estero, se i diritti TV se li comprano o no. Tazzon. Schifo.